Euroregione News. Donne da paura, donne senza paura. Introdotta da Sandro Bressanutti, responsabile dell'Ufficio Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero di Codroipo, una serata piena di interessanti spunti di riflessione. Tanto il pubblico presente, tra cui anche l'assessore alla famiglia, politiche giovanili e pari opportunità Fabiola Frizza. Relatore della serata, lo psicologo e psicoterapeuta Andrea Mian. Il Comune di Codroipo ha ricevuto un contributo dalla Regione, per cui ha attivato anche quest'anno, e sono diversi anni che viene realizzata questa attività, lo sportello di consulenza, di ascolto sulle problematiche delle donne, antiviolenza contro la donna. E questa sera ci sarà una conferenza dedicata alle problematiche, e dal titolo leggo adesso: immagine di sé e autostima, autoprotezione e costruzione del proprio benessere, del professor Mian, che è uno psicologo, e che ci darà delle notizie e ci informerà su questa problematica. Sempre in questa serata, magari poi il collega Franco Fantinato ci darà qualche informazione ulteriore, viene presentato il corso di autodifesa, che viene anche questo programmato di anno in anno, e come si vede dalla presenza in sala riscuote un notevole successo. Tra l'altro dovranno sdoppiarlo perché hanno avuto numerose iscrizioni e devono rivedere la modalità organizzativa per poter dare riscontro a tutte le persone, donne in particolare, che hanno fatto richiesta. Diciamo che il progetto Antiviolenza Codroipo prevede anche delle iniziative nei confronti delle scuole, diversi laboratori, conferenze, e vedrà un seguito nel progetto speciale per le scuole, dove verranno organizzate in linea principale 4 conferenze in auditorium dedicate alle problematiche dei rapporti tra i ragazzi, la scuola, i genitori, le famiglie e gli esperti educatori, cercando di creare delle occasioni di confronto tra tutti questi soggetti educatori, della società educatrice, in modo tale che ci sia anche una condivisione poi delle modalità di intervento. Tratteremo il tema un po' dell'autostima e lo vedremo in termini di immagine di sé. Cioè ciascuno di noi ha un'immagine di se stesso che cambia nel tempo, e in estrema sintesi stasera vedremo come queste immagini di noi stessi possono essere costruite nel bene e nel male. Prima di tutto accorgersi intanto delle immagini che abbiamo di noi stessi in momenti diversi, dopodiché riconoscere le immagini che noi facciamo fatica a tollerare di noi stessi, e quindi cominciare a fare amicizia con questa immagine intollerabile. Questo aiuta molto a diminuire i picchi emozionali. Se noi riusciamo a diminuire le nostre emozioni quando queste sono eccessive, ecco che riusciamo a gestire meglio le situazioni della nostra vita. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.